Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera in base a quando ci state guardando, ormai la nostra intro classica. Quest'oggi GP8 di Alberone, il terzultimo Gran Premio di questo fantastico campionato 2022 degli amici del kart Veneto. Come al solito insieme a me al commento ci sta Daniele Gianfagna. Buonasera a tutti o buongiorno a tutti in base a quando ci state guardando. E oggi siamo anche in un circuito interessante, un circuito che avevamo già visto, è il circuito di Alberone. Circuito sicuramente particolare nel come è strutturato e vedremo se ci saranno comunque gare interessanti. Noi speriamo assolutamente di sì. A livello numerico, da quello che ho potuto vedere, si parla comunque di 15 piloti a batteria. Forse l'unica batteria che è proprio la prima che andremo a vedere è la Bronzo 2, che dovrebbe avere qualche pilota in più. Esatto, mi è sembrato di vedere anche 20 piloti in alcune batterie. Comunque non arriviamo ai numeri dello scorso GP, che erano, se non ricordo male, tra i 25 e i 30, ma comunque speriamo di vedere tante battaglie in pista. Assolutamente, si parlava di numeri sui 25 piloti, diciamo che era una pista comunque bella, grande, permetteva a comunque grandi gare con grandi numeri proprio nella pista azzurra. Nel mentre vediamo la classifica iniziale con Devil Alex e Joe Colle, con poi Gino e Otto che seguono in terza e quarta, Bobo e Comuzzi in quinta e sesta posizione, con settimo Lavio 89 ed Elen in ottava. Quindi questa è la top 8 di questa Bronzo 2, che è la prima gara che ci accompagnerà attorno al circuito d'Alberone, con Ruben e Vendra che chiudono la top 10 e Sam 84 e Mad Miz in undicesima e dodicesima posizione. Per la tredicesima e quattordicesima abbiamo Fede 84 e Ale 96, con Panciamanero e Lady Lea in quindicesima e sedicesima. Gli ultimi piloti per questa Bronzo 2 sono René e 70 Giovanni, nel mentre abbiamo visto il primo classificato venire inquadrato dalla telecamera che faceva i versetti alla telecamera. Bellissimo, bellissimo, con Sirsco poi che chiude chiude la classifica. Devil Alex parte in pole position con i piloti che lo seguono dietro, una bella griglia, ben 19 piloti. E prepariamoci per comunque la prima batteria delle 6 di oggi, perché abbiamo Bronzo 2, Bronzo 1, poi abbiamo Silver, poi Silver 1, Silver 2, Silver 1 e poi Gold 2 e Gold 1. Quindi 6 batterie, Daniele, vedremo sicuramente del grande spettacolo. E si parte con Devil Alex che non ha avuto la partenza migliore sperata. Joe Colle invece va subito a prendere la prima posizione provvisoria. Vedremo se effettivamente sarà così quando si aggiornerà la situazione. Li vediamo in lontananza in questo momento. Cambio di telecamera da parte della regia e quindi andiamo a vedere come la situazione si dovrebbe essere. Proprio Joe Colle attualmente in prima posizione in questo lungo destra che porta poi a sinistra. Questa parte iniziale è molto simile al circuito di pista azzurra, un po' più piccolo a livello di comunque grandezza della pista. Sì, vero, le curve sembrano abbastanza simili, ci sono anche qui delle curve a ferro di cavallo comunque a 180 gradi o quasi. E per ora siamo con Devil Alex che, se non sbaglio, è rimasto in testa, giusto? No, Joe Colle dovrebbe essere in testa. Joe Colle, sì, ok, perfetto. Che comunque partiva secondo, quindi sì. Ha fatto già una bellissima partenza. Vedremo se riuscirà a scappare come succedeva con i piloti nella pista azzurra, che è successo in tutte le categorie oltretutto, mentre Devil Alex cerca anche di sfruttare al massimo la propria aerodinamica, anche abbassandosi. Sì, con questi kart che comunque non hanno una grossa potenza, magari aiutarsi abbassandosi, mettendosi in carena come nelle moto, ma anche nei kart si può fare assolutamente. Diciamo che attualmente sta provando a recuperare il più possibile, deve comunque cercare di stare vicino a Joe Colle, perché attualmente sembra avere un ottimo passo là davanti. E stavo guardando sta pista, devo dire che come si comunque sviluppa nel terreno circostante, devo dire che mi piace abbastanza. Diciamo che forse ha troppi tornanti per i miei gusti. Mi ricorda molto una pista che ho comunque vicino a casa, che è un grande circuito, un grande cartodromo, è stato a livello europeo, adesso comunque a livello italiano rimane ancora importante, che è il circuito delle Sirene a Viverone. È un cartodromo comunque anch'esso sviluppato tanto con tornanti, con poi l'ultimo settore che secondo me è il più divertente, con ferri di cavallo e comunque varianti interessanti. Questo ultimo settore anche a me, devo dire sinceramente, piace molto. Questa
comunque doppio tornante che poi porta al rettilineo iniziale, molto molto studiato bene da parte della pista di Alberone. Sì, è vero, ho studiato bene, oltretutto è una configurazione abbastanza particolare come avevi detto tu, perché qui qui si vede davvero il pilota quanto conta. C'è sicuramente una differenza più alta rispetto a circuiti che magari fanno come quello che ho vicino casa io, che fai praticamente tutto in pieno tranne 3 curve sostanzialmente. È vero che non è molto lungo, però stare la maggior parte del tempo a tavoletta non è facile. Intanto che è successo lì? Abbiamo visto un rallentamento da parte di qualche Forse qualche pilota. contatto. Sì, potrebbe esserci stato qualche contatto perché esclusi i primi due che sono scappati. Bobo abbiamo visto che ha avuto un attimo un po' di rallentamenti. Stiamo comunque sulla lotta tra i primi due con Devil Alex che non vuole dargliela vinta a Joe Colle. Ma Joe Colle adesso ha una buona opportunità difensiva. Vedremo se riuscirà a difendersi in qualche modo. Guarda comunque quanto c'è di distacco tra i primi due e tutto il gruppone dietro che sta facendo grande lotta, c'è da dirlo, perché guarda qui come comunque sono affiancati. È una pista che comunque non è larghissima a livello di asfalto, ma c'è da dire che comunque si può tentare il sorpasso, si può stare fianco a fianco senza grossi problemi. Bobo che proprio era terzo, adesso è ottavo, quindi problemi sicuramente avuti da Bobo e anche da Ruben, mentre sono praticamente a 3 curve di Dovrebbe essere distacco. 8 metri larghezza minima Sì. della pista. E 10 di massima. Contando che comunque è un kartrodromo comunque che si sviluppa, possiamo vederlo in un territorio comunque montuoso. Diciamo che hanno fatto un gran lavoro comunque a renderla abbastanza larga per correrci molto bene, mentre attenzione ci prova De Vilales là davanti in prima posizione, la va a prendere nei confronti di Joe Colle con un gran sorpasso all'interno. E adesso Joe Colle deve provare a recuperare, mentre vediamo un doppiato anche che sta comunque andando alla sua velocità. Dovrebbe essere Gino, probabilmente verrà raggiunto in pochi giri da parte di Joe Colle e De Vilales. Grande sorpasso di De Vilales che si va a riprendere la leadership della corsa. Oddio quanti piloti, tutti accalcati, tutti per prendersi la posizione. Ho perso il punto di riferimento dei piloti, l'ho preso adesso. Ok, perfetto. Sì, comunque sono tanti, si stanno giocando la posizione dalla sesta alla 12ª, se non ricordo male. Sì. Se non ho visto male. Sì, anche comunque i primi tre se la stanno. Non i primi tre, scusate. Dalla terza in giù si stanno giocando le posizioni un po' più distaccati rispetto a prima, però rimangono ancora molto vicini. Adesso Comuzzi lo vediamo è terzo, però dal quarto sono comunque molto vicini. E poi dietro il sesto, come dicevi tu giustamente Daniele, sono vicinissimi, costantemente in contatto, quindi non sarà semplice qua nel lungo rettilineo. Joe Colle riesce a prendere bene la scia, adesso prova ad avvicinarsi pian pianino. Purtroppo per un momento perdiamo i piloti che stanno andando ad eseguire il tornante. Vediamo come ne escono. Chi esce prima riesce ancora a difendersi, De Vilales, ma Joe Colle sta pressando ottimamente l'avversario. Questa curva è una delle curve più strane a livello di linea, però ci può essere una grande possibilità di scia per arrivare poi al tornante a destra a tentare l'attacco, mentre adesso li vediamo proprio che stanno per arrivare in questo momento. Guarda Joe Colle come si sta avvicinando, può prendere bene la scia qua, può tentare la staccata all'interno, magari non la tenta, va leggermente largo, riesce a controllarlo in qualche modo. Largo. Ha dato un po', è andato un po' in eccesso di performance. Sì, assolutamente, ha rischiato Ed è mancato tanto. il grip, è quello che è stato il problema poi. Ha rischiato tanto per mancanza di grip, e poi sicuramente la scia ha fatto anche comunque il suo dovere, ha aiutato il pilota ad avvicinarsi. Là dietro abbiamo visto anche alzarsi un po' di ghiaia, si cambiano le posizioni. Mamma mia, cosa stiamo vedendo in questo gruppetto, ma anche là davanti la lotta per la prima posizione non è da comunque tenere, cioè è da tenere sott'occhio, perché potrebbe succedere di tutto. Da tenere certo sott'occhio, e per ora non c'è stato un giro in cui non ci sono stati cambi di posizione. Speriamo di mantenere questo trend, perché davvero ci stanno facendo divertire in questo caso, in questa manche. Assolutamente, ci stanno facendo divertire
in maniera fantastica i piloti, spingono fortissimo, rischio di perdere il controllo su quel cordolo, bisogna stare attenti perché non è un cordolo normale, mentre qua un altro sorpasso lo vediamo per un momento, poi rimane dietro, però veramente, veramente bella la battaglia tra tutti i piloti che vanno prettamente dalla sesta alla 14ª, 15ª posizione, penso a livello di posizionamento, quindi veramente pazzesco quello che stanno facendo a livello di lotta, bravi bravi bravi, e guarda ancora qui il gruppone di piloti tutti vicini, loro si stanno divertendo e siamo praticamente arrivati anche a metà gara nel mentre, bandiera gialla anche per un incidente, probabilmente è finito fuori uno dei piloti, infatti adesso riesce a rientrare, però rischio per la gara di adesso, andremo a constatare chi è, però era davanti, quindi probabilmente perderà un po' di posizioni. Tanto ci dovrebbe essere anche il primo doppiaggio in questa pista. Esattamente, arriverà tra poco con De Vilalez ancora leader della Che si è corsa. guardato dietro, si è guardato bene alle spalle. Attenzione là, guardala in fondo, si è Contatto. fermato un pilota, forse è sceso anche dal kart. Forse è sceso anche dal kart perché non l'ho più visto poi per il momento, quindi sicuramente c'è stato un contatto, poi da capire se ripartirà o meno il pilota. Vedremo, intanto osserviamo la situazione. Situazione stabile per i primi tre. Cambio di posizione tra Bobo ed Helen, che passa in quarta posizione. Dalla decima alla 13ª per ora un cambio ma non eccessivo. Abbiamo visto di peggio nel giro precedente, o meglio di meglio nel giro precedente. Aspettiamo che passino anche gli ultimi piloti. Ok, manca solo l'ultimo ed eccolo qui, che credo siano proprio i ritirati. Allora, teoricamente alle 96 forse il pilota attualmente che lascia passare i due leader della corsa si mette in scia anche lui, vedremo se effettivamente sarà così o se ci sta un DNF, comunque apparirà poi nella classifica la digitura ritirato nel caso in cui ci sia il ritiro del determinato pilota, mentre qua attualmente Comuzzi è la distaccato, ma dalla quarta in giù sono in lotta. La medaglia di legno vale tantissimo in questo momento con Bobo, Eleneotto e Alavi che non hanno cambiato posizioni quando hanno tagliato il traguardo, ma sono molto ravvicinati, bisogna tenerli d'occhio perché potrebbe succedere di tutto. Potrebbe veramente succedere di tutto e forse questo potrebbe essere il primo giro in cui non è avvenuto neanche un sorpasso. Sì, forse il primo giro in cui effettivamente non c'è stato nessun cambio di posizione, mentre lì dietro Giocolle cosa sta facendo? Prova ad avvicinarsi, si mette all'esterno per un momento ma difende immediatamente. Lì è difficile perché c'è quella rientranza della pista, tipo una leggera chicane ma che si percorre in pieno con questi kart che non permette comunque facilità di affiancarsi, quindi veramente complicato, tenta di stare largo per uscire molto forte, idea geniale da parte di Giocolle, vedremo se comunque avrà la possibilità di portare a termine l'attacco, lo scopriamo comunque tra poco se la regia ci porterà da loro, ma ci sono comunque altre lotte interessanti per la terza, quarta posizione e attenzione si torna, poi su Giocolle il contatto, prova a mettersi all'interno, si scusa, ce la fa quasi, no. Si è scusato anche con l'avversario per comunque la manovra un po' sicuramente aggressiva, ma io ho trovato nel complesso molto corretta la manovra da parte di Giocolle, una manovra aggressiva certamente, ma è questo quello che si può e si vuole vedere anche in questi kart noleggioni, per così dire. Sì, i nostri amati kart noleggioni che comunque per come sono fatti sono davvero molto divertenti, anche perché permettono anche qualche contattino in più senza troppi danni. Sì, assolutamente. Ovviamente agli organizzatori non piace questo elemento, o a chi possiede il cartodromo. Mentre comunque vediamo come prosegue la gara, ancora Giocolle, guarda come va forte sul dritto Giocolle, ancora affiancato in questo momento nei confronti di Levi Lalez, fianco a fianco i due purtroppo li abbiamo persi perché in questo momento siamo rimasti nell'ultima curva, va a chiudere il giro in questo preciso istante Comuzzi che ha la terza posizione, non dico accertata,
ma comunque siamo più o meno sul sicuro per quella terza posizione, a meno che non faccia un errore. Adesso non vorrei guffargliela con Muzzi, però diciamo che attualmente, per quello che stiamo vedendo in pista, diciamo che non dovrebbe avere grossi rischi. Esatto, non dovrebbe avere grossi rischi, quindi vedremo poi anche la classifica finale chi avrà il punto per il giro veloce in gara. Anche sono punti importanti. Eh sì, ricordiamo un punto della pole preso da Devil Alex, che è riuscito a prendersi la pole. E poi c'è un altro punto aggiuntivo che riguarda il best lap, e vedremo poi alla fine chi dovrebbe avercelo il best lap. E se lo giocheranno, secondo me, o Devil Alex o Joe Colle. Comunque questi due piloti che si stanno dimostrando velocissimi in confronto a comunque a tutta la concorrenza di questa Bronze 2. Sì, esatto, comunque troverete tutta la documentazione degli arrivi e dei tempi di tutte le categorie di gare, di tutte le manche, sul sito degli amici del Kart Triveneto. E se volete sapere anche qualcosa in più riguardo la pista, potete visitare il sito della pista di Alberone, che è disponibile ovviamente ed è anche molto ben fatto. Mentre inizia l'ultimo giro, e ricordiamo anche che fino a un po' di tempo fa il nostro Daniele si chiamava Gianluca, giusto per fare una battuta, ma in maniera molto molto simpatica. Lì davanti, attenzione, perché l'ultimo giro di Vilare. E nell'ultimo periodo sei stato anche rinominato tu. Io sono stato però non da parte, non solo nelle nostre menti. Da parte di Italia Racing Team. Mentre attenzione, affiancati i due, vediamo chi esce davanti. De Vilarez ancora davanti, occhio, perché questo è un ultimo giro importante. Riesce, tenta l'incrocio di traiettoria, ma ancora meglio la difesa di De Vilarez, quindi riesce a prendersi questa vittoria. Bellissimo. Bravi. Bellissimo, bravissimi entrambi i piloti, perché hanno fatto una lotta strepitosa entrambi. Molto furbo Joe Colle, ma ancora più bravo De Vilalez, con quell'incrocio di traiettoria che è valso questa vittoria. Mamma mia, veramente strepitoso. Ti confermo che il best lap l'ho avuto Giovanni Colle con 1 minuto, 10 secondi e 583 millesimi. Bene, se guardo comunque le tempistiche, 1.10.714 De Vilalez, quindi molto ravvicinati a livello di tempistiche i primi due, mentre lì dietro vediamo piloti che stavano sull'1.11 basso o 1.12 basso, quindi comunque sotto quell'aspetto diciamo che erano chiaramente i due più veloci. Esattamente. Intanto arrivano tutti, fine della batteria bronzo 2. Esatto, e adesso ecco il podio. Attendiamo il podio con De Vilalez, Joe Colle e Comuzzi, che prendono prima, seconda e terza posizione. E poi vediamo il resto della classifica con Bobo, Helen 8, Alavi 98, Ruben, Vendra, Sem 84, 70 Giovanni, Mad Meats, Leo Di Lea, René e Sirsko che chiude la top 15. Vediamo poi gli ultimi 4 piloti arrivati in classifica appena c'è il cambio di grafica, però sono in ordine Pancia Manero, Gino, Fede 84 e Ale 96, che tra poco appariranno nella classifica finale in vostra visione. Eccoli qua in questo momento. Noi, Daniele, direi di chiudere un attimo qua per quanto riguarda la Bronzo 2 e ci vediamo poi subito per, vediamo se lo sai, Bronzo 1. Assolutamente sì, Daniele. Ci vediamo per la Bronzo 1. A tra pochissimo. A tra poco. Rieccoci quindi tornati per la Bronzo 1. Andre 98 step parte in pole position con Filiberto in seconda, De Marchi in terza, con quarto Ale 89, scusate, con Bradipo in quinta e Gotti in sesta, Christian in settima, Hector Fock in ottava. La nona è DDS3 con Margeron in decima posizione, undicesima per Dade con Cobra in dodicesima.
13ª Lupastro, 14ª Forla, e a chiudere questa classifica è il Conte, 15 piloti, 4 in meno rispetto alla gara Silver. Scusate, sono già passato alla Silver io. Comunque bronzo 2 e prepariamoci per la bronzo 1 con una gara che sicuramente ci stupirà. Attendiamo il via da parte dei commissari di gara e si attende solo lo scoccare della bandiera verde. Vediamo che i piloti si mettono giù la visiera, quindi si è quasi pronti per partenza. On board da parte di Margeron, si attende lo sbandieramento della bandiera e si parte con Margeron che ha fatto una buona partenza lì dietro, attualmente in 10ª posizione, affiancato a DS3. Vedremo se riuscirà a passarlo. Teoricamente l'ha anche passato in partenza, vedremo effettivamente poi se ci sarà il cambio di posizione. Ma una partenza nel complesso molto buona da parte di Andre 98 Stecchi, rimane in testa alla corsa e quindi è primo attualmente. Dovrebbe essere Andre 98 stesso e non vado errato. Attenzione, fianco a fianco un sorpasso, dovrebbe essere De Marchi che va a prendere la seconda posizione, poi lo vedremo comunque alla fine del giro se effettivamente è così. Ma un inizio abbastanza interessante con il primo che tenta già la fuga. Sì, è vero, il primo sta tentando già la fuga, forse si ripeterà quello che è successo nella pista azzurra. Spero di no da una parte, perché almeno ci sarà, siamo sicuri che c'è un po' più lotta. Però se è bravo, complimenti a lui, insomma, non abbiamo niente da dirgli. Sì, intanto partenza correttissima da parte di tutti i piloti. Sì. E quindi eccolo un sorpasso. Si infila? No, non si infila. Sono molto vicini, si stanno studiando. Si studia Andre 98 step primo, vediamo se lì dietro c'è stato Ale 89 con De Marchi, il cambio di posizione, Hector Foc con Christian, Lupastro DS3, il Conte su Cobra e Forla, mentre adesso siamo tornati su Margeron che è rimasto in 10ª posizione alla fine, sta provando in curva 2 adesso all'interno, si fa vedere il conta e qui non poteva fare niente per evitarlo, forse fosse stato un po' più veloce poteva scartarla a sinistra, ma non ha comunque colpe. Non ho capito però come si sia fatto a girare il pilota lì davanti. È andato tra parentesi, che è difficile, cioè sembra strano da dirlo, ma è andato in cosiddetto power slide. Sembra strano da dire per dei noleggioni. Sì, perciò non mi spiego. Però può capitare che perdendo il grip nel retro, se si continua ad accelerare e non si dà una bella sovrasterzata con comunque con il proprio volante, e se non magari si alza il piede, finisce così la situazione. Può capitare anche con i kart noleggioni, nonostante la bassa potenza, è una cosa che può capitare assolutamente. Esatto, è molto strano perché in genere chi guida con i kart è abituato a dare subito un colpo di controsterzo per girare. Per aggirare questo problema, in caso si dovesse verificare, per correggere questo problema. È stato molto molto strano perché è andato proprio per la tangente, piano piano si è girato. Peccato non ha avuto i riflessi di farlo in quel momento. Non è facile, noi ci siamo abituati, penso. Però allora io devo dire che a livello di kart ormai giro veramente poco, probabilmente a dicembre tornerò a girare, però comunque sì, diciamo che noi nel sim racing siamo più abituati sotto quell'aspetto, ormai abbiamo anche se con determinate macchine ci abituiamo a girare, abbiamo degli automatismi che ormai ci portano a capire già in anticipo quello che sta succedendo ed evitare comunque la perdita di controllo. Con i kart diciamo che sì, si ha più esperienza comunque con i kart, o se si ha comunque un simulatore hai già una bella base. Però diciamo che un errore può sempre capitare, perché comunque ricordiamolo, siamo umani e nelle gare comunque è proprio l'avere all'interno delle gare gli umani, non dei computer, è proprio quello il bello delle gare, perché sono imprevedibili dall'inizio alla fine. Anche le vetture. Esatto. Comunque se ci anche pensi, le vetture, sì. Se ci pensi, che possono avere problemi, insomma, anche quelle proprio perché sono parti meccaniche dovute che si usurano, che comunque possono creare problemi. Quando li creano
danno spettacolo. Sì, sì, poi non è solo più un problema meccanico se parliamo di altre categorie, perché se parliamo comunque anche della Formula 1, del WEC, dell'IMSA, c'è anche la parte ibrida adesso che può dare problematiche. Margaron che comunque è salito in sesta posizione, una bella rimonta, probabilmente per anche errori da parte degli avversari, ma un buon lavoro da parte del pilota del team HMB, quindi O bassa ottimo la lavoro. telecamera. E penso che fosse comunque in carena anche in quel momento, quindi penso che è proprio per quello che lo vedevamo basso, basso, basso. Vero, vero. Tanto situazione per ora abbastanza stabile con Andre98 che ha preso il via da primo e continua ad essere leader della gara. De Marchi che passa Filiberto come anche Ale 89. È una bella lotta lì per la seconda posizione. Margaron sì, 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 sì. Bei sorpassi ci sono stati in questo giro. Avevo visto un contatto, mi sembra 2 giri fa, Sì, credo, sì. sì. Nelle retrovie però è stato piuttosto un problema di incrocio di traiettoria, eccoli, oddio, oddio, Mamma mia. cosa è successo? Cosa Cosa è abbiamo successo? visto? Non ci credo, l'ultimo è passato ha recuperato 2 posizioni nell'approfittare dell'errore degli altri, Mamma bravissimo. mia, veramente, veramente L'ultimo bellissimo del questo. Sì, gruppetto, sì, 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 l'ultimo del gruppetto ne ha presi 2 in 1, ha fatto che comunque un gran spettacolo. sorpasso, ma questo alla fine nel complesso, io lo dico sempre, in generale per quanto riguarda le gare, però anche per quanto riguarda le gare enduro, non le gare enduro, scusate, le gare sui kart, perché nelle gare in generale nel virtuale capita spesso, però nelle gare kart può capitare anche questa cosa, che di norma la posizione di svantaggio non è quello che sta davanti, che si sta difendendo, non è quello che sta dietro, che comunque è dietro tutto il gruppone, ma sono quelli che sono in mezzo, che hanno sempre più problematiche alla fine. Sì, perché devono guardarsi sia dietro che avanti e devono evitare devono sopravvivere, praticamente. Esatto, esatto, non potevi sintetizzarlo in maniera migliore, Daniele. Devono sopravvivere questo. Se il pilota davanti sbaglia, sei il primo che lo prende, mentre quello dietro può evitarlo. Se il pilota dietro sbaglia e va a lungo, sei il primo che che viene preso. Quindi nel dubbio. No, non nel gubbio, nel dubbio. No, 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 Daniele, non tiri fuori storie particolari. Beh, ma questa era una storia così, giusto? Era un po' una... Vabbè, Va bene, va bene. sento il mal di pancia nell'aria. Cosa? Proseguiamo avanti, non parliamo di una città che comunque è diventata famosa a suo malgrado per delle vicende particolari che io non Di avevo... concimazione naturale. Sì, sì, esatto, mettiamola che così. io non avevo capito, perché vedevo tutte sti meme cosiddette e non capivo di cosa stessero parlando. Mi sono detto, ma perché povera Gubbio stanno facendo vedere? Poi ho letto la notizia, allora ho compreso immediatamente quello che era successo. Ma proseguiamo a raccontare questa gara con Ale89 che ha passato De Marchi per la seconda posizione, il Conte passa Gott, mentre adesso vediamo da De Forla ed Hector Fock Christian anche che hanno passato dei piloti. Bradipo ha perso tante posizioni, adesso è 14esimo lì davanti, però Andre98 sta facendo un comunque risultato incredibile in prima piazza, è veramente imbattibile a livello di tempistiche, sta girando in 1,10 mentre gli altri piloti dietro di lui stanno girando in 1,11, quindi veramente un gran lavoro da parte di Andre98 che ha preso la pole position non per caso. No, non per caso assolutamente, infatti lo sta dimostrando che è abbastanza veloce, anzi è veloce come pilota, almeno in questa categoria. Sarei curioso comunque di confrontarlo con gli altri, anzi, siccome abbiamo alcuni tempi, lo vedremo prossimamente, sì, prossimamente, alla fine della gara, quanto girerà forte poi rispetto anche alle categorie successive. Esatto, esatto, lo scopriremo. Comunque ricordiamolo che si va oltre alle batterie bronzo 1, bronzo 2, comunque alle batterie, si ha anche i piloti di diverse categorie. Ci stanno gli esordienti, gli amatori e i professionisti, per intenderci a livello di categorie all'interno degli amici del Kartri Veneto. Oltre a quello ci stanno altre categorie, ci sta la categoria junior che è per comunque i piloti giovani, la ladies per le ragazze e anche i piloti over 80 kg, perché qui non viene messa la zavorra
all'interno di questo campionato, ma c'è una categoria proprio dedicata ai piloti over 80 che giustamente, se non viene pareggiata la zavorra con gli altri piloti, diciamo che comunque deve essere fatta apposta una classifica a parte per i piloti che giustamente a livello di peso pesano di più e giustamente sono più vanno anche svantaggiati. più lenti. Sì, a livello Sì, di vanno più accelerazione, lenti poi a livello di velocità massima, di accelerazione, ma non dovuta alla loro bravura, ma dovuto semplicemente alla fisica che regna in questo mondo e forse anche negli altri, ma non sempre, Sì, sì. non è detto che siano in questo universo. Comunque, comunque siamo all'8º giro e secondo, terzo e quarto Sono lì vicini, in sono classifica sono vicinissimi. Sono lì Attualmente. vicini, ma comunque stanno facendo una bellissima lotta e veramente bravi fino ad adesso, perché non si può dire sicuramente il contrario della loro gara, perché stanno facendo un grande spettacolo per gli spettatori e anche alla fine si stanno divertendo tra di loro, che è la cosa più importante alla fine. Esatto, si stanno divertendo e si devono divertire perché altrimenti è inutile correre. Non si Esatto. corre solo per vincere, soprattutto No, no. in questi campionati. Esattamente, cioè la vittoria è una comunque variabile che si accetta ben volentieri se arriva, non Sì, diciamo sicuramente. non diciamo assolutamente il contrario, però comunque diciamo che generalmente un pilota, e di norma anche i piloti forti, si devono divertire comunque prima di tutto, poi la vittoria L'obiettivo arriva. è quello, esatto. Io penso. L'obiettivo è quello anche perché poi chi può pretendere una vittoria è proprio chi è al vertice alla Formula 1, che davvero ci prende lo stipendio, insomma, con quelle vittorie. Ma chi compete a livello amatoriale, ma anche un po' più professionistico nelle categorie minori, comunque l'importante è divertirsi ed essere corretti soprattutto. Esatto. E noi lo diciamo sempre. È sempre giusto dirlo, con De Marchi che è riuscito a passare all'89 quando mancano 3 giri alla fine, e c'è da dire che comunque il fattore divertimento è fondamentale. Qui si è girato uno dei piloti, adesso purtroppo mi sembra che sia uno dei piloti nella parte bassa di classifica, adesso capiremo effettivamente chi è, lo capiremo comunque quando si taglierà il traguardo. In questo momento sta arrivando Andre 98 Ste per tagliare ulteriormente il traguardo per mandare comunque la gara a 2 giri alla fine, e vedremo chi ha subito purtroppo l'infasto destino di perdere il controllo della vettura. Vedremo alla fine di questo giro. Intanto c'è da dire che Andre 98 ha perso un po' ha mollato un po' il ritmo. De Marchi forse era? No, non era Marchi De ha perso Marchi. solo posizioni, comunque Sì, ha fatto un errore. Sì, sicuramente ha fatto Perché un era errore e gli altri piloti sono stati bravi a passarlo. Però non è stato sicuramente lui a perdere così tante posizioni, perché aveva perso comunque il controllo abbastanza pesantemente. Adesso lo troviamo, dovrebbe tagliare il traguardo adesso in questo momento esatto, e date. E date. Un altro Un pilota altro! fuori. Era Parlando di piloti. abbastanza davanti però quest'ultimo, occhio, perché non saprei adesso effettivamente chi è, però era abbastanza avanti a livello di posizione. Vedremo adesso appena si conclude il giro, che si aggiorna la grafica. Ai, che rischio. Tutto bene fino a questo momento, cheat. Citazione famosissima, una citazione importante anche, si può dire. Ora famosa, sì. Famosissima. Chi non... Giustamente osannata, Giustamente osannata è verissimo. Ingiustamente. No, ingiustamente è sbagliatissimo. No, giustamente. Lei sta dicendo una baggianata. Lei è un folle. Lei è un folle, esatto. Si vede che gli è uscita la marcia. E comunque il pilota in questione è... Meno male che Filiberto, l'ho sentita con degli occhi diversi. Ho detto sentita con degli occhi, che è sbagliatissimo, ma va bene così. Perché gli occhi sentono, giustamente. Esatto. Beh, comunque captano informazioni. Vero. Ma captano informazioni. Comunque sì, era Filiberto, come hai detto giustamente, mentre ultimo giro che sta andando al compimento, inquadrato Andre 98 Ste che sta per chiudere questa tornata che lo porterà
a vincere questa gara. Eccolo qua che sta per andare a tagliare il traguardo in questo preciso istante. Andre 98 Ste vince meritatamente e con grande distacco nei confronti degli avversari. Vediamo lì dietro chi sta per arrivare. Dovrebbe essere attualmente il secondo classificato, con il terzo leggermente distaccato. Vediamo, alla fine arriva alle 89 con poi De Marchi in terza posizione. A seguire dovremmo avere in quarta posizione proprio Margeron, con poi Filiberto. Arriva poi il Conte di S3, Ettore Fock in questo preciso istante. Fianco a fianco molto vicini Got, però alla fine alla vittoria nei confronti di Forla. Poi Christian nei confronti di Leopastro. E Dade che ha avuto l'errore adesso si trova lì vicino e alla fine ce l'ha fatta nei confronti di Cobra con Bradipo alla fine 15esimo. Dade che ha rischiato tantissimo all'ultima curva ma alla fine è arrivato 13esimo. Tanto qui possiamo vedere il podio e vedremo anche adesso chi ha fatto il giro veloce, che come dicevamo prima sono punti importanti. Sì, davvero importanti. Nel complesso del campionato comunque i punticini possono dare una mano. Eccolo qua, Andre 98 Ste primo, secondo Ale 89, terzo De Marchi. E poi per che tempone che ha fatto Andre. Sì, Andre 98 Ste che ha fatto un gran tempone. Se lo guardiamo in confronto al giro veloce della batteria bronzo 2 si parla di 1.10.583 contro 1.10.352, quindi 2 decimi di distacco. Comunque un gran giro. E non sono proprio pochi. Non sono pochi. Comunque non sono pochi. Margeron quarto, quinto Filiberto, sesto il Conte, settimo DS3, ottavo Ettore Fock, nono Got, decimo Forla, undicesimo Christian, dodicesimo Lupastro, tredicesimo Dade, quattordicesimo Cobra e quindicesimo Bradipo che chiude la classifica di questa bronzo 1. Noi Daniele andiamo un attimo in pausa e ci becchiamo immediatamente per quanto riguarda la batteria Silver 2 esatto. E quindi rieccoci tornati per la batteria Silver 2 con Gregs in prima posizione e poi Teo Boy in seconda, Scorpion in terza con Grega in quarta, quindi abbiamo due Greg. Poi abbiamo Foz 89 in quinta con Scarse 08 in sesta, settima Super Giro con ottava Zan, nono Legione 516 e decimo Milo, che va poi seguito da Chobu e King Rollo nella fila numero 6. Poi Ake e Ulisse 13esimo e 14esimo e quindi 14 piloti per questa Silver 2, quindi un pilota in meno rispetto alla batteria bronzo 1. Si è pronti per partire, si attende solo il semaforo verde. Daniele, prepariamoci per un'altra bellissima gara. Siamo pronti, siamo prontissimi. Aspettiamo che inizi questa batteria. Esatto, attendiamo il momento preciso in cui si andrà ad iniziare la gara e si parte in questo preciso istante. Una bella partenza da parte di Zioboa che prova subito a mettersi davanti a Gregs. Vediamo se ci riesce, sono affiancati i due. Non vediamo più in questo momento i due piloti, ma si arriva in questo preciso istante all'altra telecamera. Dovrebbe essere davanti, sì è davanti. E davanti alla fine Teo Boa nei confronti di Gregs e quindi ottima partenza del secondo classificato che attualmente si trova là davanti. Bellissima partenza da parte di Teo Boa. Vedremo piccolo contatto c'è stato sì. per la quarta posizione, infatti il pilota dietro che diciamo che non gliele sta dicendo proprio in maniera amichevole. Non l'ha apprezzato molto quella sportellata, devo essere sincero. Mi sa proprio di no. Vabbè, fa parte delle corse, per quanto di fastidio, fa parte assolutamente delle corse. Purtroppo è anche questo, ma l'importante è essere corretti dopo nel chiarire anche fuori dalla pista. Assolutamente. Non fare come nel cartodromo in cui si lanciano. Sì, allora è un grande comunque
non direi, non equivoco, scandalo, ecco. Scandalo comunque avvenuto nella pista, me la ricordo anche bene, il cosiddetto South Garda L'abbiamo anche Racing. commentato. Esatto, l'abbiamo Esatto. anche commentato. È il South Kart Garda Racing, che riguardava Luca Corberi, se non vado errato, a livello di nome, pilota che era figlio del proprietario, cioè è figlio perché non è morto. Improvvisamente, detto era figlio, sembra che sia morto da un momento all'altro, mentre torniamo là davanti perché sono vicini. Attenzione, ne approfitta, Chobu forse. Gregs è rimasto dietro, Chobu è terzo, adesso sotto l'attacco da parte anche di Foz89, sono lì vicini, il contatto tra i due, perde qualcosina Foz89 davanti a Chobu ora. Foz89 davanti a Chobu perché c'è stato il contatto proprio tra Chobu e Gregs. Esatto. Mamma mia, bella questa pista. Comunque in generale devo dire che anche i kart comunque a livello di potenza il sole oltretutto. sta scendendo anche il sole, quindi si va verso il tramonto. Attenzione a Chobu, non a Chobu, scusate, a Foz89 che stacca fortissimo ma non riesce ancora a passare. Comunque devo dire, kart prestazionalmente non mi sembrano i più veloci che abbiamo visto in questo campionato, ma la pista con la combinazione dei kart dà veramente delle gare molto interessanti, e questa sarà difficile anche capire chi andrà a vincere perché attualmente sono tutti molto vicini. Sai che mi manca, perché non ho visto che tipo di kart sono questi. Dovrebbero essere dei 270, a livello di velocità mi sanno di 270, ma proprio così ad occhio, non per altro. Mi sa di sì, perché io ho portato i 400, se non ricordo male, nella pista dove vado di solito. Sì. Che sono effettivamente un po' più veloci. Con 390 di norma fanno, quindi potrebbe essere 390 che hai portato. Sì, 390, esatto. Però non trovo sul sito purtroppo. Adesso vediamo se riesco a comprendertelo, però ad occhio mi sembrano proprio dei 270 come kart. Adesso lo scopriamo subito. Ok, adesso ho guardato kart 4 tempi 200 o 270. L'ho appena trovato questa nella sezione del circuito di Alberone della webcam live, quindi abbiamo constatato che sono dei 270 perché comunque per il campionato usano i 270, ma anche i 200 comunque sono abbastanza carini da guidare. Sì, comunque sono abbastanza carini da guidare. Ovviamente ci sono kart per ogni esigenza. Per ogni esigenza, esatto. Mentre là davanti comunque ancora molto ravvicinati. Occhio perché adesso Gregs tenta l'attacco nei confronti di Lobo all'interno del tornante, fianco a fianco lo passa e si affianca anche Foz89 all'esterno di Teo Boa in questo momento, ma anche Chobu prova a mettersi all'interno di Foz89 di Gregs, scusate. E sono ancora affiancati. Bellissima questa lotta di questa Silver 2 che è finita adesso. Che trenino. Non si adesso senti anche il ciuff ciuff, senti. Questo ciuff ciuff è bello pesante, però soprattutto nella schiena di Gregs in questo momento. Mamma mia, non passa un capello tra loro. No, ma adesso devono fare così, non devono tentare l'attacco in questo momento, devono darsi una mano. Mentre dico questa cosa immediatamente si va a provare l'attacco. Veramente strabiliante questa curva. Anche i freni hanno questi kart, che spettacolo. Sì, veramente. O meglio, i freni li hanno tutti. I freni. hanno i freni, finalmente. Finalmente un kartodromo in cui mettono i freni. Finalmente la gente che non va a schiantarsi dritta sulla pista. Daniele... serie, immagina la notizia: fatta la prima macchina che permette di risparmiare il 60% del carburante e senza freni. No, veramente Daniele Gianfagna che andava al kartodromo ma senza i freni, veramente strepitoso. Perché a cosa servono i freni, scusate? I freni sono per le pappe molli. Esatto. Beh, che effettivamente allora c'è da dire, esclusi i tornanti qua per quanto riguarda questi kart, nel resto della pista non si usano mai praticamente i freni, si va molto di magari lasciare o modulizzare l'acceleratore, modulare, non modulizzare, modulare l'acceleratore. Modulizzaire. Attenzione dietro che è passato sul cordolo, la lotta veramente meravigliosa. Perché dovete sapere che tra i due il tecnico sono io, più o meno, tra tante virgolette.
Quindi quando sento queste cose mi, mi ingrippo male. Ah, guarda, io ho sentito E di lui si peggio. vede quando commento io. Ho invece. sentito di peggio da parte sua, quindi non si lamenti. Vabbè, ma non mi lamento, non mi lamento. È concesso. Sì, sì. Bene, abbiamo messo in chiaro la situazione, quindi proseguiamo comunque con la lotta lì davanti, perché Scarse 08 passa da quinto a terzo, passando Fox 89 dietro. Si è girato un pilota, non sappiamo adesso chi è in questo momento, ma potrebbe essere Teo Boa. Adesso vediamo un attimo se riusciamo ad interpretare il tutto. Secondo me no, non dovrebbe essere Teo Boa, ma è uno dei piloti che si trova là davanti. Forse Fox 89. Adesso appena finisce il giro lo capiamo. Greggs ancora in testa alla corsa, lì dietro Teo Boa. Teo Boa dovrebbe essere ancora secondo in classifica. Adesso appena finisce il giro lo capiamo, però attenzione perché uno dei piloti si è girato. Teo Boa secondo, scusate, Teo Boa terzo, Fox 89 no, è rimasto Fox 89. Quindi chi è che ha perso un po' di posizione lo scopriamo adesso in questo preciso istante. Vediamo se era Milo che attualmente è 12esimo. Milo Peccato, Cotogno? non Milo Cotogno, no, solo Ah Milo. no, peccato. Solo Milo che sta comunque girando molto forte, quindi sotto quell'aspetto un peccato. Chi non conosce Milo Cotogno non ha avuto un'infanzia. Esatto. Che bel sorpasso. Ai ai ai, Bellissimo. mamma mia, bella manovra. Stupendo. E lì dietro anche un incrocio incredibile, meraviglioso anche lì dietro. Cosa stiamo vedendo? Bello fino ad adesso questo Gran Premio, questa Bello. batteria. Sì, siamo oltre la metà. Siamo a metà precisa. In realtà no. Stanno facendo adesso il settimo giro, se vogliamo essere precisi. Hai ragione. La metà precisa non esiste. La metà precisa non esiste, soprattutto. No, perché c'è come variabile il tempo, quindi la metà ai, qui un gran sorpasso da parte di Fox 89 nei confronti di Teo Boa. Ai. Daniele nel mentre si dà alle comunque al pensiero logico. Al pensiero logico è diventato improvvisamente. Già prima parlava di universi. Il problema non è il pensiero logico, il problema sono io di base. Prima parlavi di universi, quindi a quel punto, dato che già parlavi di universi. Spazio-tempo, ecco, è tutto relativo. È tutto relatino, come diceva CEO di Scottex. È tutto relatino. Relatino, sì. Timidino. È una brutta battuta, però diciamo che seguendo Scottex ci sta. Sì, bisogna asciugarsi le mani. Cosa? Sì, capita. Mamma mia. Va bene. Comunque possiamo andare allora. Sì, possiamo andare. Assolutamente. In un bel paese, mettiamolo così, ma noi siamo già nel bel paese, quindi non dobbiamo andare da nessuna parte. In che paese siamo? È l'Italia. Vabbè, evito la battuta. Ma... Meno male. Proseguiamo che ci siamo già. Comunque abbiamo passato troppo tempo a fare battutine. Troppo. Quindi proseguiamo con il racconto della gara, che vede attualmente le posizioni invariate per le prime 8. Vediamo se dietro c'è stato qualche cambio di posizione. Questo giro, nonostante comunque la lotta prosegue incandescente, un sorpasso meraviglioso di Grega nei confronti, scusate, di Super Giro nei confronti di Grega. Veramente meravigliosa quella manovra, ed è andato a prendere una posizione in più, mentre là davanti i primi due sono molto vicini, Greggs e Scarse 08. Vedremo chi dei due alla fine avrà la meglio. Entrambi i piloti sono Scarse 08 e Chobus sono junior, mentre Greggs e Teo Boa sono esordienti base, cioè comunque non sono over 80 e non sono nemmeno junior. Esattamente, come diresti tu. Sì, giusto da ricordare comunque le grandi parole di Tommaso Maffei. Esattamente. Ai. Intanto siamo all'inizio del 10° giro. Esatto, inizia in questo preciso istante il 10° giro, 3 giri alla fine della corsa. Attenzione, perché ne vedremo secondo me ancora delle belle, perché Scarse 08 è bello aggressivo e secondo me potrebbe prendere la posizione nei confronti di Greggs. Vedremo se ci riuscirà,
attualmente sembra avere quel qualcosa in più. Eccolo qui, mentre lo stavo dicendo, l'attacco all'interno e lo va a prendere immediatamente, tenta l'incrocio di traiettoria Greggs, che attualmente è dietro, riprova ancora l'incrocio nei confronti di Scarse08 e ce la fa magnificamente, ma sono ancora fianco a fianco i due, fianco a fianco nel lunghissimo rettilineo in questa curva a destra, che può avere un vantaggio per Greggs. Stacca forte Greggs e quindi riesce ancora a difendere la posizione, prende ancora la scia Scarse08 e si è avvicinato al gruppo con Teo Boa in terza, che segue immediatamente la staccata forte al tornante. Lo vediamo comunque in questo momento uscire e sono lì vicini. Occhio perché Teo Boa si è avvicinato tantissimo grazie comunque alla battaglia tra Scarse08 e Greggs. Ha fatto battuta brutta incoming, non incoming out, doppia battuta brutta. Ha fatto un giro di Boa, di Teo Boa. Va bene, meno male che abbiamo quasi finito questa gara. Esatto. Ma non per la gara, insomma. E si sta facendo anche notte, quindi iniziamo ad essere stanchi. Esatto, è ora di andare tutti a nanna, invece no, si corre anche di notte, anzi, di notte è il meglio momento, il miglior momento. Il meglio momento. È il meglio momento. Poi si lamenta. Oh, si è girato un pilota. Si lamenta del modolizzare poi. No, da me si dice è il meglio momento, però si dice in dialetto, o meglio, più o meno dialetto, un po' maccheronico, però si dice. Beh, alla fine in teoria ti potresti dire tutto se non fosse regolamentato. Potresti dire tutto. E comunque i primi tre sono vicinissimi. Fossero solo i primi tre. I primi 7 sono vicinissimi. 8. Sì, no, ho contato male, 7. No, comunque ultimo giro in questo momento, appena incominciato, con Greggs ancora leader della corsa, seguito da Scarse08 e Chobu. Vediamo se ci sarà il sorpasso decisivo. Sono tutti vicini, quindi anche un minimo errore potrebbe danneggiare la gara di uno dei piloti. Provano a stare molto vicini con tattini leggeri, proprio da darsi il bacino al kart, non tanto per dar fastidio ma per comunque pressare l'avversario. Vediamo se Scarse08 tenta di affiancarsi, prende tutta la scia possibile, immagina, si mette all'interno in questo momento, tenta la staccata e Scarse08 va in testa alla corsa. Ci prova anche Chobu a passare in questo momento nei confronti di Greggs con grande aggressività. Vediamo alla fine chi avrà la meglio. Attenzione, vicinissimi, fianco a fianco. La staccata dovrebbe essere Chobu davanti in seconda posizione nei confronti di Greggs, che ha guidato la corsa fino a quel momento ma va a vincere Scarse08 con un giro finale mostruoso. E bravissimo anche Chobu, che ne approfitta, festeggia mani in alto per festeggiare. No, deve essere contento perché l'ha studiata nel minimi dettagli e ha preso una vittoria che non era per niente facile, quindi complimentoni, veramente complimentoni. Davvero bravo nell'ultimo sorpasso, ma anche per tutto il resto della gara, ma soprattutto nell'ultimo sorpasso. Esatto. Nelle ultime curve ha fatto la differenza. Ha fatto assolutamente la differenza nei confronti degli avversari, quindi complimentoni. Esatto, è tipo Crimson Mentone esatto, dei complimenti. Stanno tirando fuori pillole di infanzia. Esatto. Quindi adesso attendiamo un attimo il podio. Lo scopriamo tra pochissimo. A te, Daniele, il podio questa volta. Scarse08 che vince a mani alte letteralmente questa gara, Chobu in seconda posizione e in terza Greggs, che è partito primo ma purtroppo ha perso le posizioni. Sì, poi c'è da ricordare, vedete, 16 punti per sia Greggs che Chobu, ma ricordiamo che comunque Greggs ha fatto il punto aggiuntivo della pole position, quindi giustamente 16 punti. Poi abbiamo Teo Boa a 14, quindi quarto, Scorpion quinto, Milo a 13 punti come Scorpion, ma perché ha fatto il giro veloce in 1.10.674, 3 decimi più lento della Bronzo 1, del giro più veloce della Bronzo 1, ma c'è da dire che questo giro veloce l'ha fatto comunque in lotta con gli avversari, quindi comunque 10.6, un ottimo giro
come best lap quest'oggi. Sì, con un ottimo giro. Con poi Grega settimo, ottavo super giro, nono Foz 89, decimo Zan, undicesimo. E giusto per la cronaca, sul sito dovrebbe essere un errore, credo, perché è 1.10 e 690 e 0.69 per Riccardo Scarsetto. Rieccoci tornati per la Silver 1 con Andrea 08 che partirà in pole position, seguito da Sergio Seat 5, terzo Matti 05, scusate, e Rossi 96 in quarta, quinto Aich con sesto Tuna, settimo Pablo 95, seguito da Zonta che chiude la top 8, a seguire Steve e Luca con tantissime, quasi a fare un'esclamazione, con scatto in 11ª e 12ª per Jerry 95. Gli ultimi tre sono Trivea e Gilbert, con poi 15º e da solo nella fila là dietro Miro che parte in 15ª posizione. Quindi 15 piloti per questa batteria Silver 1, un numero che abbiamo già visto per una partenza anticipata. Partenza anticipata, hai visto dietro? Sì, da parte di un pilota. Sì. Vedi che si trova più avanti, infatti viene riportato indietro. Sì, falsa partenza, per fortuna. Che succede, amico? Penso non verrà comunque squalificato il pilota, no. perché è stato riportato comunque a posto, e invece adesso si parte. Ma si stava mettendo il casco. Ma cosa? Niente. Comunque si sta ripartendo adesso con la gara ufficiale, con Andrea 08 che ha fatto una buona partenza là davanti, Sergio Set 5 che segue. Vediamo come inizia qua con la gara che adesso è praticamente in notturna. Sì, le temperature sono scese, quindi bisognerà stare attenti un pochettino al grip della pista, che potrebbe calare. L'attacco riesce a portarla a termine. Lì dietro invece si è girato un pilota e causa adesso di un tamponamento. Andremo a comprendere chi è il pilota coinvolto, ma comunque direi che si può comprendere dopo, quando si finirà il giro, chi sarà, mentre là davanti stanno facendo già battaglia incredibile. Non so effettivamente come si è messo a livello di posizioni, perché inizialmente era Andrea 08, poi forse adesso è Sergio Seat, ma sono tutti talmente vicini e con tanti cambi di posizione dovrebbe veloci. Essere Andrea 08, dovrebbe, però non ne sono certo, lì dietro forse ancora no, perché Andrea 08 credo sia invece non lo so. Matti forse ha mantenuto la posizione. Lo scopriamo adesso, quando si va. Matti 05 va a prendere la testa della corsa, con Aich secondo e terzo Andrea 08. Quindi adesso che possiamo constatare che per quanto riguarda adesso la colorazione del casco, magari riusciamo a comprenderla. Casco bianco, tuta gialla, e Matti 05, ok. Però è facilmente riconoscibile Matti 05 insieme a Pablo 95, che lui invece ha il casco giallo. Quindi mi ero confuso tra Matti e Andrea, che avevano lo stesso casco bianco e si trovavano in prima e in terza posizione. Sì, ci sta. Assolutamente, ma guarda quanto sono ravvicinati, ci sono più gruppi, e occhio lì alla testa della corsa, perché Andrea 08, ricordiamolo, era il pilota in pole position, quindi ha già il punto aggiuntivo della pole, ma attualmente è terzo, quindi non una gara ottimale per ora di Andrea 08. Vediamo chi avrà la meglio attualmente. Aich sembra bello aggressivo lì dietro a Matti 05, vedremo se ci sarà il sorpasso o il tentativo di sorpasso. Se lo studia, prova a mettersi all'interno, poi decide di andare largo, sta larghissimo per poi stringere velocissimamente e prendere tutta la scia possibile. Bella strategia questa di Aich, che adesso prende tutta la scia possibile. Ha preso tutta la scia e deve cercare di sorpassarlo o nel più breve tempo possibile, oppure deve accodarsi e cercare di non farlo scappare, insomma. Assolutamente. Queste sono le due scelte che ha H. Adesso penso starà dietro l'avversario, lo studierà per un attimo per capire e comprendere dove poter andare a chiudere l'attacco. Vedremo effettivamente dove andrà a chiudere la manovra vincente. Nel caso Aichos aspetterà un po' di più. Abbiamo visto che comunque in questa pista gli attacchi possono avvenire mentre c'è una bandiera gialla sventolata, probabilmente per un pilota che ha perso contro. Questa curva è una curva comunque maledetta, fa perdere il controllo a tantissimi piloti. Sì, davvero maledetta, molto stretta, e si arriva dopo un rettilineo che comunque è abbastanza lungo, quindi la frenata può trarre in inganno. Sì, assolutamente.
soprattutto perché questi kart, ricordiamo, hanno il freno solo posteriore, Sì, mentre i quindi- nuovi modelli di kart da professionisti, insomma, o che comunque potete acquistare, che chiunque può acquistare, ma che gareggiano in categorie di alto livello, si parla di italiano e anche mondiale, hanno anche i freni a disco davanti, Sì, adesso oltre che dietro. a me viene in mente da pensare, non è una categoria ancora, tra Non è parentesi, il top, certo, professionista, no, stavo esatto. pensando al Brigg Stratton, che comunque è un kart con telaio CRG, motore Brigg Stratton, comunque a 4 tempi, però lì hanno già comunque i freni, sull'anteriore, perché praticamente nel retro hanno solo un freno singolo, Sì, praticamente dove ci sta... perché non ha differenziale, Esatto. quindi basta un freno singolo sull'asse che frena entrambe le ruote. Mentre davanti entrambi su entrambe le ruote. Esatto. Mentre Amatti riesce ancora a difendere su Aic, ma Aic abbiamo visto che sta pressando in tutti i modi l'avversario, e devo dire che con questi kart ci stanno facendo divertire, esclusa la Bronze 1 in cui abbiamo visto il primo scappare e volare via. In questo caso si parlava di Andre 98 Ste. Per ora abbiamo visto tutte gare in cui c'è sempre almeno una lotta per la leadership con almeno un pilota. Nella scorsa gara ne abbiamo visti tanti lottarsela, anche qua sono in tanti che se la stanno lottando. Sì, bisogna solo aspettare, adesso siamo comunque nei primi giri di gara, siamo a 4 giri di 12, e quindi bisogna aspettare un altro pochino di tempo, siamo un terzo di gara appunto. Bisogna attendere che i piloti prendano il ritmo col kart, e oltretutto che si finiscano di studiare, si studino bene, insomma, una volta finito quel passaggio lì, quella parte lì, è Sì, tutto ferro e fuoco. assolutamente, ti do ragione. Con adesso ancora Aic che pressa con grande aggressività e grande agonismo Matti 05, Andrea 08 che gli rimane dietro, però è più in fase di studio in questo momento. Non penso avrà minimamente l'intenzione di attaccare Aic in questo preciso istante, perché sarà difficile, devo essere sincero, attaccare in questo preciso istante. Però vedremo quello che succederà. Vedremo. Tanto attendiamo che anche gli ultimi piloti passino sul traguardo, e qui la lotta tra i primi 4 è ancora apertissima. Seguono dal quinto al settimo posto, che comunque si stanno dando battaglia, soprattutto il sesto e il settimo, che sono Sergio e Scatto. Sì, si stanno dando battaglia un po' più distaccati, ma comunque sono lì molto vicini, si studiano. Lì davanti ancora Aic ci prova adesso dall'esterno in questa curva destra, dove di norma la piega a destra dà un vantaggio a chi è all'interno, riesce in qualche modo a rimanere davanti ancora Matti 05, ma Aic ancora grande pressione, Andrea 08 lì dietro, potrebbe approfittare di un errore degli avversari, frenata continua e comunque a scatti anche da parte di Aic. Abbiamo visto Matti 05 invece con una frenata un po' più comunque pulita. Attenzione, ho visto molto interessante come Aic comunque anche per dare un'informazione agli avversari frena anche leggermente prima mentre passa e dovrebbe essere davanti. Vediamo se così non sono ancora fianco a fianco, forse avanti ancora Matti. E ancora avanti Matti, grande difesa da parte di Matti 05, veramente una difesa strepitosa. Comunque una cosa interessante è vedere Aic che grazie comunque a questi kart in cui comunque vengono fuori i segnalatori della frenata, diciamo che attualmente è molto interessante vedere come lui freni leggermente prima, anche per far capire agli avversari dove frenerà. Sì, è una pratica abbastanza usuale, che si usa più che altro nelle competizioni GT, Ginetta, questi tipi di ruote, piuttosto ruote coperte, perché ovviamente hanno le luci dei freni, e se si ha intenzione di frenare prima e si è in lotta, o meglio non si è in lotta vera e propria, ma si sta studiando l'avversario, dai un colpo di freno per dire: vedi che io sto frenando, non mi venire addosso. Esatto.
È più che altro per evitarsi di rovinarsi, per evitare di rovinarsi la gara a vicenda. Aic alla fine ha passato adesso in questo momento Matti 05, lo vediamo dalla classifica, e ci sta assolutamente. Comunque bello fino ad adesso. La battaglia per la leadership della corsa coinvolge ben 4 piloti e adesso Andrea 08 sta provando a passare nei confronti di Matti 05, ma deve stare attento perché lì c'è Pablo anche che può dare molto fastidio. Sì, può dare fastidio e può approfittare, come è successo nella scorsa gara. Può approfittare. Può sicuramente approfittare degli errori, ma bisogna comunque essere attenti in queste situazioni. Eccolo lì comunque. Confermo. Eccolo lì. Per ora la situazione di leggero stallo, ma leggerissimo. Sì, proprio leggero, sì. Praticamente ti può tagliare veramente questa tensione nell'aria con anche un cucchiaio. Con un grissino. Con un grissino. Come una famosa pubblicità. Con un grissino, esatto. La pubblicità del tonno riomare. Lo tagli con un grissino, qui anche tagli la tensione con un grissino in questa gara della Silver 1. Così che arrivò un ampere. Non l'ho capita per fortuna. Perché tagliamo la tensione. Ah, ok, adesso l'ho capita. Ah no, è un cortocircuito. Ma vabbè, Daniele Gianfagna non sa le regole della fisica. No, era un cortocircuito, Va bene. Vabbè, poi ve la preparo per un'altra volta questa tensione. Preparala per l'altra volta. Comunque siamo a 2/3 di gara, praticamente già andati, e adesso rimane l'ultimo terzo in cui si potrà vedere e si vedrà chi sarà alla fine il vincitore di questa Silver 1, che poi porterà alle 2 batterie gold. Ma siamo attenti in terza posizione perché Andrea 08 è sotto grande pressione da parte di Pablo 95. Pablo che si sta dimostrando un ottimo avversario nei confronti del Poleman. Vedremo se ci sarà l'effettiva manovra di sorpasso o se dovrà ancora attendere qualche giro. Lo scopriamo tra pochissimo, mentre Aic ha il ritmo per scappare e lo sta facendo. Non sta girando lento nemmeno Matti 05, ma Aic sta girando velocissimo. Velocissimo. È impressionante che passo sta avendo. Una volta preso il via è riuscito a stare dietro, studiare e approfittare dell'errore dell'avversario per passare in prima posizione, e sta dimostrando effettivamente che ne aveva di più. Esatto. E quindi lì davanti ancora Pablo che forse è passato? Forse è passato, non lo so. Nel mentre bandiera gialla. Sì. Che è diventato un giardiniere. ha fatto Bottas in Austria, adesso non ricordo l'anno, era forse 2020 se non vado errato. In Austria? Sì. Mercedes. Vabbè, no, io stavo ricordando Imola, sì, stavo ricordando Imola. No, Imola è un'altra situazione ancora. 1 milione. Dico solo questo. A Imola c'era anche la pioggia, Russell ha fatto una manovra un po' azzardata, quindi ci sta. Esatto. Va bene. Comunque 10 giri, mancano 2 giri alla fine, anzi siamo nell'11°. Sì, 2 giri alla fine comunque. Pablo 95 è passato, hai vista bene comunque Daniele, l'hai vista bene. Assolutamente bene, e adesso un occhio di falco. Ai. Lo chiamavano, che comincia ad avere, che ha la cataratta quando vuole lui. lo chiamavano occhio di falco, ma con la cataratta, come diceva giusto. Esatto. Quindi lì dietro quanti cambi di posizione, quindi occhio anche nelle retrovie perché abbiamo delle lotte interessanti da vedere con Tuna, Gilbert, Luca e Jerry 95. Guardali come sono vicini, veramente pazzesco. Salta un po' troppo sul cordolo, rischiosissima questa manovra da parte di Gilbert, però ci ha provato a rimanere attaccato all'avversario, non ci è riuscito, mentre Aic sta girando, è il primo pilota che vediamo quest'oggi ad andare sull'1.09, quindi veramente pazzesco. Appena vedremo comunque i tempi alla fine della gara scopriremo quanto sarà il suo cronometrico, ma da quello che possiamo vedere ha girato in 1.09 alto attualmente. Bellissimo, fortissimo questo pilota per il momento, sembra stia dando il tutto e per tutto e vuole assolutamente vincerla. Peccato per bella la gara in notturna, ma a livello visivo per chi la guarderà da YouTube non è molto
fruibile, c'è l'effetto di astigmatismo praticamente. Ma io Sulle luci. devo dire che rispetto ad altre piste, comunque il visuale è sicuramente migliore per i piloti e anche per gli spettatori che guarderanno da casa. Sì. Però comunque sì, diciamo che effettivamente di norma con la gara in notturna, con le luci comunque così, che diciamo che il problema è che comunque è un campionato amatoriale, ci fossero delle luci professionali tutto si vedrebbe bene dall'iniziativa, Certo, tipo a certo. Singapore. Sono un po' basse le luci. Sì, tipo da campo da calcio. Esatto, dovrebbero essere più alte e puntare più sul basso. sulla pista, insomma. Esatto. Cioè più in alto come altezza e puntate verso il basso. Diciamo che non siamo a Singapore, quindi ci accontentiamo, esatto. Mentre qua, ultimo giro, adesso ci va a tagliare il traguardo e a prendersi la vittoria di questa Silver. Si è addormentato sul volante. Ha avuto un mancamento, è arrivato con un mancamento alla fine del traguardo. No, sta benissimo. Sta bene. Sta benissimo e va a concludere con un ottimo risultato. Aic vittoria per lui in questa Silver 1 con Matti 05 secondo, terzo Pablo 95, quarto Andrea 08, quinto Rossi 96 e a seguire tutto il resto della classifica che sta arrivando in questo momento. E poi adesso mamma mia cosa ne sono arrivati velocissimi di dietro. Ultimo ma non meno importante Miro che arriva adesso in questo momento con, quindi adesso vedremo anche il podio. Tra pochissimo quindi il podio e poi tocca salutarci ancora una volta, anzi per la penultima volta per poi andare in Gold 2. Sì, esattamente. Ecco qua il podio con Aic, Matti 05 e Pablo 95, questo in nome dei tre piloti, che sono arrivati a podio con Aic che ha fatto il giro veloce in 1.09.687, seguito poi dall'altro giro di 1.10.070 di Matti 05. Un punto aggiuntivo per Aic, un punto aggiuntivo anche per Andrea 08 che ha fatto la pole, che è quarto però. Rossi 96 quinto, con Sergio 75 sesto, settimo Steve, ottavo Zonta, nono Tuna, decimo Gilbert. Fuori dalla top 10 Jerry 95, Luca, Trivea, Scatto e Miro. Questi i nomi per quanto riguarda la Silver 1. Io direi, Daniele, un attimo di pausa e si va subito immediatamente alla velocità della luce. In Gold 2. Mamma mia, lo sai, le sai tutto ormai. Quindi a tra poco. A tra poco. Rieccoci pronti per la Gold 2 con prima posizione di TD78 mentre la gara parte. Turbos secondo, terzo Falco 89, quarto Minimac con quinto Agio e sesto Matti Praipole. Adesso le posizioni cambieranno durante la gara. Settimo Meonida 93 con ottavo Rise e poi a seguire nono Zoya e decimo Piolo. Undicesima posizione per Astrofab con dodicesimo Veteran David 05. Gli ultimi tre piloti sono Mach 1, Emil Thomas e a chiudere la classifica Bulldog, mentre la gara sta ormai proseguendo nel suo primo giro. Vediamo quello che succederà. Sembra che sia arrivata anche una leggera nebbiolina, sicuramente un po' le luci fanno questo effetto, ma mi sembra più nebbioso rispetto a prima. Sì, è un po' più nebbioso, sembra, almeno dalla videocamera, a meno che non sia passata una nube di fumo, ma dubito, seriamente. È andato a fuoco un kart mentre che non l'abbiamo visto. No, comunque tutto potrebbe essere. Tutto potrebbe essere, penso più sulla nebbia piuttosto che per quanto riguarda comunque un kart che sia andato a fuoco, perché è praticamente improbabile e non penso faccia tutto quel fumo, devo essere sincero. Comunque prosegue la lotta con Turbos che va a prendere la leadership della corsa, seguito da Falco 89 e poi TD78 che ha perso invece le posizioni. TD78 che partiva in pole position, quindi attualmente terzo. Non una gara iniziata nel migliore dei modi per TD78 in questo momento. Lì che contatto nel mentre. Che contatto, mamma mia. Iniziata bene questa gara. C'è da dirlo. Iniziata comunque molto bene, molto peperita questa lotta. Là davanti ancora Turbos con Falco 89, belli vicini anche TD78 con Matti Prai, un gruppetto molto bello.
Che dire, veramente, veramente figo. Fino ad adesso Molto, questa molto gara. bello. Vedremo anche chi la vincerà e lo scopriremo solo vivendo. Intanto attendiamo perché siamo nel secondo giro, già nel secondo giro. Mm. Vediamo adesso i piloti che passano sul traguardo e si apprestano a riniziare un nuovo giro qui ad Alberone. Esattamente, mentre Falco 89 adesso sale in prima posizione, TD78 era già... No, non era già quarto, scusate, era terzo, mentre è stato passato adesso da Matty Pry con Minimac che ha passato Agio per la quinta posizione. Quindi non un inizio semplice da parte di TD78 che sì, aveva agguantato la pole position, ma attualmente si trova in estrema difficoltà nei confronti degli avversari che nel passo gara stanno dimostrando qualcosa in più. Sì, vero, stanno dimostrando qualcosa in più, ma dovranno stare attenti perché la gara è comunque lunga, sono altri 10 giri e non sono facili. Eh sì, è lunga, lunga la gara adesso, molto mentale, si gira comunque in 1 minuto e 10, non è una gara comunque con una pista corta, si parla comunque di una gara dall'incirca 15 minuti, quindi è tostina, è tostina. Sì, 15 minuti sui kart, nonostante siano a noleggio, che abbiano poca potenza, intendiamo ovviamente, sono pesanti. Al paragone, diciamo che se non sei allenato e fai una partita di calcio da un'ora, equivale più o meno, da quello che ho sperimentato, a circa 20 minuti di kart tutta una tirata. Io penso invece che sia più stancante una partita di calcio da un'ora piuttosto che andare sul kart un'ora, però quello dipende da persona a persona, perché Dipende, sì, poi alcune cose ti fanno male, altre no nelle situazioni, però per me è stato più stancante in quel caso. Sì. Sarà perché io sono comunque un po' più robustello, mettiamola così. Allora, devo dire quindi... che ultimamente quando sono andato ai kart ho sofferto abbastanza di schiena, ma Anche. perché mi manca un po' la parte dei dorsali. Però devo dire che al tempo, quando giravo un po' più spesso ai kart, diciamo che sono anche riuscito a fare gare da un'ora, con stint da un'ora, e diciamo che ne uscivo con un leggero male al ginocchio, ma l'ho sempre avuto quel male al ginocchio purtroppo. Però poi 5 minuti ed ero di nuovo nuovo e pronto all'uso, mettiamolo così. Beato te. Quindi diciamo che a parte la stanchezza, Va è molto più una stanchezza mentale, la trovo alla fine, perché in generale anche col sim racing è più una stanchezza mentale che una stanchezza fisica, anche se si suda parecchio. Sì, si suda parecchio anche sul sim racing, e chi non è convinto Chi non è convinto non ha mai provato il sim racing, si suda peggio che in una partita da calcio quasi. Poi fa la miseria. in generale io sudo appena faccio tra parentesi dell'attività fisica, quindi sudo con una facilità mostruosa. Soprattutto per il fatto che se fai, anche se noi siamo sim racer eccetera, quando hai la voglia di vincere e sei agitato, sudi in una maniera impressionante. Però per esempio l'ultima gara che ho fatto su sim racing non ho sudato neanche una goccia, ho cacciato di sudore. Daniele Gianfagna dice notizie che potrebbero essere vere o false, lo scopriremo sempre. Vere. E nonostante sia stata una gara in cui non sono andato male, non troppo. Comunque la gara continua quando siamo quasi a metà, con Meoni da 93 che passa Rai, cioè Meoni da 93 Rai che passa Antilide 78 che è ancora in discesa, ottavo adesso il poleman di questa gara, con Astrofa Veteran Davide che passano McQuan e Emil Thomas, mentre Falco 89 attualmente rimane in testa nei confronti di Turbos, Matipari e Agio. Aspettiamo intanto il quinto giro, arriveremo al sesto a brevissimo, in qualche curva, e cioè, si è fatto un bel gruppo tra il secondo e il quarto soprattutto, ma il primo è lì davanti, non è lontanissimo, ma occhio a non farlo scappare. Assolutamente, non bisogna farlo scappare, bisogna cercare di rimanere lì vicino. Sì,
forse tenterà, non tenta l'attacco il quarto pilota che è Agio, ma forse lo tenta. Lo tenta. Ah, c'è passato. Attenzione. È passato. Così, ce lo dice così. È passato. Complimenti per il sorpasso da parte di Agio, che adesso penso andrà mentalmente già a prendersi quella seconda posizione. Vedremo se arriverà il sorpasso oppure no. Lo scopriamo. Vedremo, lo scopriremo solo gareggiando. Esatto, lo si scopre solo gareggiando, capendo e andando avanti. Attendiamo. Per ora gara leggermente di stallo nella parte Centrale, retrovia. centrale della pista, esatto, della classifica. Sì, una Sto fase guardando di il studio. secondo e il terzo. Agio è molto vicino, Agio è sicuramente molto vicino, molto arrembante. C'è da dire che comunque bisogna dare tanto merito attualmente Forse è a Falco. No, forse sì, adesso aspetta che lo guardiamo. Se è così... No, è passato, dice che è passato Matti Prime, ma in realtà Matti Prime era già avanti. Con Turbos che ha perso delle posizioni, ma comunque in realtà Matti Prime era già secondo. Sì, vero. Con Falco 89 che attualmente è ancora in testa. Volevo fare un elogio a Falco 89 perché pilota comunque della categoria Pro, sicuramente va comunque da dargli un merito perché comunque di categoria Pro ed è davanti, ma soprattutto è un pilota over 80 kg, nonostante tutto sta guidando la classifica, e quindi sotto quell'aspetto un complimenti davvero a Falco 89 attualmente, che sta guidando la corsa con grande maestria e abilità. Esatto, quindi siamo nel corso dell'ottavo giro che si andrà a concludere a brevissimo nell'arco di 2 curve, anzi 3. E Falco che ha preso ormai le distanze da Matti Prai e da tutto il gruppo, e Turbos forse passa in seconda posizione? Forse sì, no. Sì. In terza. Terza. Passaggio ai Minimec che passa in terza posizione. Fatto un Rimane sorpasso da paura, ha approfittato benissimo dell'errore di Agio e Minimec. Sì, una bellissima manovra quella da parte di Turbos, che adesso si ritrova in terza, ma attenzione perché in quel gruppetto mi sa che ne vedremo ancora delle belle, perché sto vedendo comunque grande agitazione e voglia di fare lì, quindi occhio, perché sembra che possa venire fuori una lotta meravigliosa. Sì, intanto i giri passano e il tempo, a mio avviso, per andare a prendere Falco, anzi, per Matti Prai di andare a prendere Falco non è quasi scaduto, se non proprio scaduto. Mancano solo 4 giri e sono abbastanza distanti, oltretutto sono in lotta, quindi molto complicata questa situazione per Matti Prai, che comunque però nel caso dovesse riuscire a concludere così si porterebbe a casa una seconda posizione che non è affatto male. No, non è assolutamente male. Come seconda posizione passa Minimec nei confronti di Agio, quindi Agio un attimo in fase calante in questo momento, in fase di difficoltà, ma occhio perché era riuscito già ad arrivare davanti. Adesso vedremo se ci riproverà. Tenta l'attacco, forse era Turbos che invece era in difesa, mentre è riuscito a passare di nuovo Agio. Almeno d'occhio dovrebbe essere così. Vedremo alla fine del giro, quando si avrà la classifica, come si evolve la situazione, ma sembra proprio che Agio ha ripassato Minimec ad occhio. Sembrerebbe di sì, vedremo adesso nel passaggio sul traguardo, quando la classifica si aggiornerà. Mentre là davanti il leader della corsa, mostruoso. Più che altro il passo gara che è veramente alto, nel senso che sta girando molto veloce. Molto basso. Molto basso, sta girando molto veloce, tutto al contrario, però esatto. va bene così, sta girando veloce. Alta la velocità e basso il tempo. Alta velocità, basso il tempo, perfetto. Comunque non è il più veloce in pista attualmente se guardiamo i giri, però comunque ha una grande costanza, riesce a rimanere sul 10 basso costante, quindi si merita attualmente di stare là davanti.
Sì, sicuramente si merita di stare lì davanti. Minimec che intanto perde una posizione su Turbos? Turbos che No, passa no, in Turbos, sesta, si mette Rise in quarta sì. E posizione. Agio terzo, attenzione, quindi Agio che ha fatto una manovra strepitosa passando non solo Minimec, ma passando anche Turbos. Esatto, ha passato anche Turbos e infatti stavo leggendo la classifica e dicevo cosa? Della serie. Ne sono successe Ero tutte. stupito, ero stupito. Mm. Veramente, veramente stupefacente questo momento di gara nelle retrovie, cioè retrovie, parliamo comunque della testa della corsa, ma dalla seconda posizione in giù, perché Falco Sembrano retrovie 89, per la sì sì, distanza. per la distanza sembra retrovie, però comunque abbastanza tranquillo la Falco 89, non ha grosse problematiche, va adesso ad iniziare l'ultimo giro. Sia l'ultimo giro che sarà un giro molto tranquillo per Falco 89 che ha la vittoria in pugno ovviamente. Esatto, Ha preso esattamente. un grandissimo distacco dire dal quinto giro se non ricordo male che ha passato Matti Prai Mhm. e ha passato il gruppone, anzi no in realtà era secondo quindi ha passato solo, ricordami, Chi? Agio? Agio, Ha già passato no Agio Rise e scusami, Minimac. Di chi stavi Falco. parlando? Falco. Falco ha passato un po' di piloti all'inizio della gara. Un po' tanti. Un po' tanti piloti, Si ma parlava, si parlava di Turbos, si parlava di Matti Prai, anche di Agio stesso. Quindi almeno 3-4 piloti li ha passati per arrivarla davanti. li ha passati e quindi ha fatto una bellissima gara. È vero. Mentre adesso arriva all'ultima curva. La segue in maniera tranquilla, senza esagerare, e quindi Falco 89 va a prendersi la vittoria di questa Gold 2. Vediamo se Agio è riuscito a passare all'ultimo con Minimec anche che passa, e quarto invece Matti Prai perde il podio all'ultima tornata. TD Turbos quinto, sesto Rise, TD 78, gara da dimenticare, il Polman che partiva primo, ottavo alla fine, una gara sicuramente da dimenticare. Sì, assolutamente. Ed ecco qui il podio che vede in prima posizione. Aspettiamo adesso che arriva la classifica, eccola qui. Che vede in prima posizione Falco 89, in seconda posizione Agio e in terza posizione Minimec Matti Prai che invece fa quarto. Poi quarto, ma poi comunque giro veloce da parte di Agio che ha fatto comunque un ultimo giro, un ultimo sorpasso per prendere la seconda posizione meraviglioso. Poi abbiamo detto Matti Prai quarto con Turbos quinto, sesto Rise, settimo Meoni da 93, ottavo TD 78, nono Astrofab, decimo È partito Veteran in pole Davide. oltretutto. 5 TD 78 si è partito in pole, che si ritrova molto indietro, infatti dicevamo gara da dimenticare per lui, con poi fuori dalla top 10 Mac One, Emil Thomas, Bulldog, Piolo e Zoya che chiude la classifica. Noi andiamo un attimo in pausa e poi torniamo pronti per l'ultima gara di quest'oggi, la Gold 1. A tra poco. Ed eccoci quindi per la Gold 1 per chiudere qua questa bellissima giornata al circuito del Verone. Alle 17 parte in pole position seguito da Albi, Pips 93 in terza con quarta Iaco, quinta Giuli e sesto Piccolo Mone con settimo Fonti e ottavo Elia che chiude la top 8. A seguire abbiamo Gigio93 con Robilol, seguire poi Giro94 e Cenez con gli ultimi tre piloti della classifica, Dennis, scusate, Esbuda, Ninja e poi a chiudere la classifica è Dennis Criminal. Ho messo Dennis Criminal un attimo più avanti, ma va bene così con quindi la gara che tra poco partirà. Vediamo che si attende ancora un attimo prima della partenza, noi ci prepariamo
per una gara che anch'essa potrebbe essere molto interessante, dopo che, esclusa la gara bronzo 1 dove abbiamo visto il primo scappare ed andare via, ma comunque è rimasta una bella lotta dietro, invece qua abbiamo una bellissima lotta con anche gli onboard di Jaco, e abbiamo anche l'onboard da parte di Albi che partiva in seconda posizione attualmente, fianco a fianco nei confronti di L17 che va all'interno, cattivissimo, rimane in prima posizione, fianco a fianco ancora due, fianco a fianco, prova la staccata, portato largo, attenzione, la direzione gara potrebbe lavorare su questo caso con Jaco, portato larghissimo anche lui. Mamma mia, cosa stiamo vedendo? Questo inizio, ho visto delle scintille, Carlo. Sì. Mai visto questo per davvero. Ninja largo riesce in qualche modo a controllare, però si sta lamentando abbastanza, giustamente, uno dei piloti in mezzo al gruppo, perché ne stanno succedendo un po' di troppo aggressive, direi quasi, perché direi di sì. Sono tanti contatti fino ad adesso, con Albi adesso che era secondo ma è quinto, adesso sotto contatto, portato fuori in ghiaia. Per qui ci sarà la penalità, penso, così certamente. Qui lo sta insultando in maniera carina. Gli sta dicendo: mi scusi, lei potrebbe fermarsi un attimo che le devo parlare? Mi scusi, egregio signore. Il romano sarebbe Astro, capito? Mi scusi, egregio signore, potremmo parlarne. Tipo, adesso fine gara esce dal kart e va tipo Schumacher nei confronti di Coulthard quando è successo Spa 98, per intenderci. Sì. Anche tu F1 dimenticata? No, è una cosa che già sapevo, per fortuna, per comunque le manovre più iconiche. Le manovre più iconiche si ricordano, le cose più iconiche sono da ricordare. Alla fine giustamente vanno ricordate almeno le cose più iconiche, non per forza tutte le casistiche. Ma adesso siamo con l'onboard di Jaco che lì dietro sta cercando di recuperare. Il primo giro è finito con un cambio di classifica praticamente infinito, però veramente una grande gara. Teniamo d'occhio Albi, però, che sicuramente con la rabbia che ha addosso penso possa arrivare almeno in top 5, perché a livello di velocità ce l'ha assolutamente. Sì, molto veloce. Vediamo come va ad evolversi la situazione con attualmente Pips 93 che viene passato da Gigio 93, quindi prende la testa della corsa, mentre Ale 17 che era in pole position attualmente terzo, quindi lì vicino a livello di tempistica attualmente, però un po' più distaccato a livello di distanza e di gap tra i piloti. Sì, esattamente, bisogna vedere, bisogna cercare di chiuderlo questo gap in realtà, perché altrimenti poi si va troppo spazio. Eccolo qua, torniamo con l'onboard di Albi, adesso dietro a Ninja Fonti. Jaco finisce largo, uno dei piloti potrebbe farne un 4 wide, attenzione, mentre Albi spinge uno dei piloti che è fuori contatto. Cosa sta succedendo in questo momento di gara? Riesce a passarne uno, ne passa forse un altro in questo momento? No, però ne passa uno Albi, ma cosa abbiamo visto davanti a lui? Un 4 wide in una pista in cui in 4 non ci si sta. Un altro attacco qua di Albi, bravissimo. È arrivata una toccatina da dietro, mi è sembrato. Sì, però comunque nel complesso un bel sorpasso questo qua di Albi, che adesso sta largo per poi stringere immediatamente il contatto, però con uno dei piloti molto aggressivo, però. Ma non ci ha nemmeno pensato, hai visto proprio come si è messo subito in carena, non gli è fregato niente ad Albi. Sì, infatti momento. Mi aspettavo mi scusi, lei egregio signor. No, però diciamo che comunque è entrato bello aggressivo, ma rispetto a prima un attacco comunque già più a norma. Sì, che ci stava, dai, ci stava. Ho visto di peggio, devo dire, abbiamo visto di peggio anche quello prima, insomma, non era che io parlavo in generale, non parlavo solo delle gare degli amici del Kart Veneto, parlavo in generale. Ho visto veramente di peggio. C'è stato tanto di peggio. Vallelunga. Mamma mia, l'abbiamo vista. No, Vallelunga no, se parli di quella gara no. No, Vallelunga dell'Euro NASCAR. No, se parli di quella gara infatti ti dicevo di no, perché secondo me no.
Insomma, Io l'ha ripeto, tirata un po' lunga la cosa. Però ma allora, diciamo che secondo me, poi te lo spiegherò, te lo racconterò in privato comunque la mia no, opinione al che ho già riguardo. capito, effettivamente è un po' però mi sembra che sia arrivato un po' troppo lungo, quindi poi Diciamo che l'esempio che aveva messo secondo me era l'attacco corretto era proprio la cosa più sbagliata che poteva mettere, però è una mia idea. Non so se ti ricordi l'attacco che aveva fatto come comparativa. forse sì. Ok, Sì, comunque poi noi proseguiamo con il commento, poi proseguiremo invece esatto. con l'Euro NASCAR che ci ha fatto appassionare, ci ha fatto divertire, bel Sì, poi campionato e... ci prendiamo a cattive parole, non vi preoccupate. No, no, a cattive parole assolutamente no, quello solo quando si gioca a breakfast. Vero, vero, vero. Quello Perché sì. qualcuno non ha qualcun altro. E io E non sono io purtroppo stavolta. io me la prendo abbastanza facilmente, devo essere sincero. Comunque in realtà è perché non ce la facevo più. Comunque bellissimo, bellissimo qua l'incrocio di traiettorie ci Bello. tenta, ma l'attacco è arrivato a buon termine. Attenzione, attenzione perché ne stanno veramente succedendo di ogni e bellissime le manovre che stiamo vedendo con questi kart 270 che stanno facendo un ottimo lavoro fino ad adesso, con Albi che è ottavo, in questo momento Jaco nono, decimo giro 94, questa è la i cambi di posizione, mentre là davanti rimane invariata la situazione. Esatto. Mi è venuta in mente una cosa guardandoli girare, che la cosa che mi fa... Oddio, che chiusura. Un po' forse troppo estrema, io le avrei lasciato un po' di Ma spazio. non ha chiuso secondo me, è stato il pilota che ha provato Ah beh, un po' effettivamente non era a troppo fianco. sì, ha provato un po' troppo a Mm, passare lì. Diciamo che non era un'idea l'idea migliore del mondo, però ci ha provato, gli è andata bene che non ha perso il controllo. esatto. Comunque ricordavo, stavo vedendo i piloti girare, stavo guardando i cordoli, che sono quelli che ti fanno stancare perché hai una vibrazione assurda sulle mani, non avendo servo sterzo, non avendo niente, e anche sulla schiena. Quindi è una cosa impressionante prendere i cordoli, non tanto quelli lisci, perché quelli lisci fanno piuttosto male alla schiena, perché salti. Ma questi zigrinati sulla destra Sì, e sulla sinistra in ingresso e in uscita delle curve, sì, sì, sono sì. una cosa micidiale. Conta che oltre a rallentarti sui kart possono anche portare A girarti no, anche. non solo a girarti, ma anche portare alla perdita e al distacco di alcuni anche elementi. A me era successo purtroppo durante... Per fortuna era appena finita la qualifica, io stavo andando tranquillo per andare in griglia di partenza e che è successo? Succede che una delle ruote davanti mi si stacca mentre stavo curvando perché probabilmente ero andato un po' troppo aggressivo su uno dei cordoli in un giro di qualifica. Diciamo che meno male che mi è successo durante il giro per andare in griglia di partenza perché almeno sono riuscito poi a farmi portare un altro kart e a poter fare la gara e meno male che non è successo in gara. Esatto. Tanto sono vicinissimi Gigio e Pips. E Esatto. segue Ale comunque a debita distanza per evitare troppi problemi. Siamo Esattamente. all'inizio dell'ottavo giro, Inizio dell'ottavo giro con i primi tre che non sono è giro invariati, 94 HC. mentre GG. Ninja affiancato ad Albi, fianco a fianco i due. Albi adesso passa per la posizione, quindi prende la settima. Mamma mia, che rimonta che sta facendo. Che rimontona. Comunque adoro il fatto che sui kart ci siano le lucine. Le lucine dei freni. Diciamo che ormai nei noleggioni questa cosa viene fatta abbastanza spesso, soprattutto in quelli di ultima generazione, questo per permettere comunque una questione di sicurezza in più, ancora di più nella notte. Sì, Diciamo anche perché poi che non credo alzino troppo il prezzo in due luci. no, più che altro si alza il peso, quindi lo puoi fare solo con i noleggioni, perché comunque Ah nei beh, certo. noleggioni non pensi tanto alla questione peso, pensi comunque alla questione della durabilità, perché quella è la cosa più importante. A livello di prezzo si parlerà comunque, penso, di 10-15 euro in più. Sì, sì, sì. Se mettiamo l'inflazione magari 25. Beh, sì, effettivamente sì. Sono belli anche quelli con le luci davanti. Alcuni hanno anche le luci davanti, le avevamo viste proprio con gli amici del Cartri Veneto.
Eh sì, mentre qua Ninja ripassa Jacopo, Che guarda ha la dietro. tuta degli amici del Kart Veneto. Sì, tutta degli amici del Kart Veneto Spingi, che spingi! adesso spinge molto forte Spingi che Jacopo. li andiamo a prendere. Ai ai ai, qui si danno una Bravo! mano, una bella staccatona di Ninja, Bravo! questo è un bel lavoro, è uno proprio stile NASCAR, non l'Euro Bravo, NASCAR, ma Jacopo. proprio stile NASCAR americana, qui Jaco ha stanno capito dando cosa una deve mano. fare, che non deve tentare il sorpasso ma deve spingere. Letteralmente. Adesso in questo preciso istante sì, poi magari se si avvicina un po' di più l'idea del sorpasso potrebbe assolutamente starci. Certo, assolutamente. Vediamo come studieranno gli avversari comunque qua i piloti presenti. Ho perso un pochino il treno. È larghino, larghino. Largo. Riesce Oddio, è a salvo. tenerlo. No, per fortuna c'è il cordolo che dà una mano. Adesso qui spinge un po' il kart per provare a riavvicinarsi mentre mancano 3 giri alla fine. Gigio93 ancora in testa, ma Pips è lì molto vicino e potrebbe arrivare a livello di tempistiche. Stanno girando sull'1.09,5 attualmente, quindi veramente mostruoso. Vediamo. Mancano 2 giri quasi. Albi Quasi. quinto, attenzione, Albi quinto. È arrivato quindi, era 11° qualche giro fa. Che rimontone che sta facendo. Partiva Sì, ha secondo, fatto. c'è da ricordarlo che partiva secondo, quindi forse avrebbe meritato di più, ma comunque questa è una rimontata pazzesca fino ad adesso. Però non male. Mm. Non male. Attendiamo il decorso di questi ultimi giri. E sperando che Pips o Gigio riescano, che sono tutti e due 93, riescano a darsi ancora un pochino di battaglia. Un po' forse un po' di una piccola sbavatura in questa curva da parte di Jaco, mi sembra. Sì. Sì. Oddio. Ho visto malissimo. Male. Ha rischiato. Ha rischiato tanto. Ha rischiato veramente tanto, mentre adesso Albi va a prendersi Albi, anche sì. la quarta. Veramente pazzesco. Approfitta dell'errore. Approfitto dell'errore, va a prendersi la quarta. Là davanti i primi 3 ancora molto vicini, mentre siamo al penultimo giro in questo momento, quindi manca veramente poco alla fine della corsa e stanno facendo un lavorone pazzesco, veramente pazzesco. Sì, siamo quasi alla fine, manca un giro e qualche tornata. E attendiamo. Teniamo, guardiamo, studiamo, cerchiamo di trasmettervi le emozioni che ci stanno trasmettendo questi piloti, con Gigio93 che inizia in questo momento l'ultimo giro, eccolo qua, che va per il rettilineo. Adesso deve solo difendere, deve solo pensare a andare il più velocemente possibile, perché attualmente non è ancora a portata d'attacco da parte di Pips, e quindi deve solo fare che andare veloce. Guarda la velocità attualmente, molto bene. Adesso Pips 93 è vicinissimo, l'attacco potrebbe esserci, è anche molto vicino alle 17 come abbiamo visto. Guardali questi tre come sono ravvicinati, veramente attaccatissimi. Abbiamo visto che questi kart comunque prendono anche abbastanza velocemente la scia, quindi dovrà stare subito giù in carena Gigio93, nella speranza che Pips non riesca ad avvicinarsi. Sono ancora vicini, ma a distanza comunque ancora sicura per Gigio93, e ancora lì vicini, ma dipende tutto da come eseguirà questa curva. Attualmente Gigio93 deve uscire forte per poi arrivare qua ancora molto vicino. Deve fare un'ultima curva buona, deve difendere un po' l'interno, infatti non sta tutto esterno, difende un po' l'interno. L'uscita buona da parte di Gigio93, va a prendersi la vittoria con Pips93 a seguire alle 17 terzo. Questa la fine della gara, con adesso che sta arrivando in questo momento meritatissimo al quarto posto Albi, che arriva proprio tra pochissimo. Vediamolo quando taglierà il traguardo, ma un quarto posto meritatissimo, con quinto Elia, sesta Giuli, settimo Iacco che passa Roby Lalla all'ultimo giro, e quindi anche lotte nell'ultimo giro che ci stanno facendo vedere cambi di posizione incredibili, con G94, Piccolo Mone Fonti, Ninja tutti vicinissimi. Veramente
Bellissimo, bellissimo. E finisce così questa gara Gold 1 Sì. con... Attendiamo la grafica. Appena arriva la grafica del podio, tutta la parola a Daniele Giuffagni. Gigio 93 con vincitore Pips secondo e Ale terzo, in terza posizione, con il giro veloce di Gigio 93. Prego. Farei notare comunque quanto i tempi dei primi tre siano ravvicinati. 0,89 il giro veloce, ma 0,95 il giro di Pips, 6 millesimi di distacco, quindi veramente mostruoso. Poi vediamo Ale 17 che ha preso il punto della pole perché partiva in pole position. A livello di distacco dal tempo si parla di 20 millisecondi con Ale 17, cioè tra Ale 17 e Pips, mentre con Gigio ne prende 26 totali, veramente tutti ravvicinatissimi. Dalla quarta in giù abbiamo Albi che ha fatto una grandissima gara, Elia, Giuli, Jaco, Robilo, il G94 HC, Piccolomone fuori dalla top 10, Fonti, Ninja, Dennis Criminal, CNS16 ed Esbuda. Io Daniele chiuderei qua questo fantastico commento per lasciarvi al podio, alla visione del podio. Daniele, possiamo veramente salutare tutto il pubblico, ringraziarlo per aver visto queste fantastiche gare e noi ci vediamo poi per il PKI che è il prossimo Gran Premio, Daniele. Esattamente. Quindi buona serata a tutti, speriamo di avervi fatto divertire e ci becchiamo alla prossima. Alla prossima, buona serata. Buona serata.